I massacri delle foibe e l'esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia, i drammi che si sono consumati sul confine orientale nel giorno del ricordo. Le toccanti testimonianze degli esuli giuliano-dalmati fuggiti dopo il passaggio delle proprie terre alla Jugoslavia di Tito a seguito della firma del Trattato di pace di Parigi. Forti timori per la messa in funzione a breve di una centrale nucleare in Bielorussia. L'impianto sorge a pochi chilometri dalla capitale della Lituania, Vilnius. Palazzi e monumenti dedicati ad Alessandro Magno costruiti a Skopje con materiali scadenti simili alla cartapesta. Il costoso e discusso progetto lanciato dall'ex primo ministro macedone. I nomi di tutte le vittime, le immagini del conflitto nel Kosovo e del processo all'Aia ai vertici militari serbi e albanesi, il materiale raccolto a Pristina nel centro di documentazione sulla guerra. Il 10 febbraio del 1947, 2 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, furono firmati i trattati di pace di Parigi. L'Italia, alleata di Hitler, era tra le nazioni sconfitte. Il trattato di pace assegnò alla Jugoslavia di Tito l'Istria, il Quarnero e Zara, territori che dal 1918 facevano parte del Regno d'Italia. Dal 1943 fino alla fine degli anni 50 centinaia di migliaia di italiani furono costretti all'esilio. Dal 2004, per decisione del Parlamento italiano, ogni 10 febbraio viene celebrato il Giorno del Ricordo, al fine di conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. Una ricorrenza che ha stimolato la nazione a riflettere sulla complessa vicenda del confine orientale. In 15 anni la legge sul Giorno del Ricordo cosa ha prodotto? C'è molta consapevolezza e conoscenza nel nostro paese di quello che hanno subito le popolazioni italiane di Istria, Fiume e Dalmazia e anche di quello che è successo in queste terre. Noi abbiamo finalmente, dopo tanti anni, la fortuna di vedere i media, le televisioni, i giornali, di occuparsi della nostra storia in modo sempre più informato. Il Giorno del Ricordo ha acceso i riflettori anche sulla comunità italiana che è rimasta in Slovenia e Croazia, circa 30.000 persone concentrate soprattutto in Istria e a Fiume. Il deputato Felice Žija, medico chirurgo del reparto di pediatria dell'ospedale generale di Isola nel Parlamento sloveno, rappresenta questa comunità che all'Italia chiede di essere aiutata. L'aiuto concreto nasce anche dal fatto che negli anni 90-91, con la secessione della Slovenia e della Croazia, è iniziata una reale collaborazione tra esuli e rimasti che consolida ed ancora più forza alla collaborazione tra noi, minoranza ma comunità nazionale italiana nell'Istria, slovena e croata, e in Dalmazia, Fiume, e quindi tentiamo e vediamo di tirare quanto di più l'Italia dalla nostra parte per aiutarci nel mantenere quindi le nostre tradizioni e soprattutto i numeri, perché esistano anche nei prossimi decenni tutte le condizioni per poter vivere e migliorare le nostre attività sul territorio, iniziando quindi dalla promozione della lingua e cultura, ma soprattutto mantenere le nostre scuole con un numero sempre più alto di iscritti nelle scuole italiane, sia elementari che medie, che alle scuole anche superiori e quindi le facoltà che ormai esistono sia a Capodistria che a Pola. E il mondo degli esuli ha ancora rivendicazioni nei confronti della Repubblica Italiana? Noi allo Stato italiano chiediamo di continuare a finanziare le leggi che ci consentono di fare delle opere culturali per ricordare la storia delle nostre cose. E noi chiediamo che venga creata una commissione a livello parlamentare per la strage di Vergarolla, perché è una strage avvenuta in Italia, Pola era Italia e ancora la verità non c'è. Chiediamo gli indennizzi, un equo e definitivo indennizzo dei beni che abbiamo perso e che, bisogna ricordare, sono serviti all'Italia per pagare i danni di guerra alla Jugoslavia e altre cose.
Avvolto in una coperta, un neonato tra le braccia della mamma. Roberto Natural aveva pochi mesi quando lasciò Cittanova, era il maggio del 1955. Nello stesso anno lasciò Capodistria Magda Suber con mamma e sorella Maida, di 2 anni più grande. Era invece un giovane uomo di 17 anni, Livio Dorigo, quando nel 1947 scappò da Pola. 4 persone di origine istriana con storie diverse quanto simili che hanno scelto di ricordare ai nostri microfoni la dura esperienza dell'esodo. Siamo andati via mia madre, io, mia sorella e mia nonna, e mio padre è rimasto giù, che era un agricoltore, un possidente e un pescatore, per vendere le poche cose, gli animali. Quindi siamo venuti su con dei camion militari e portati a Trieste, al campo Marzio. Dopo una settimana ci hanno mandato a Padriciano 60, che è il campo profughi dove c'erano 4.000 persone. Roberto è rimasto fino agli 8 anni nel campo profughi, piedi nudi d'estate, scarpette da ginnastica d'inverno. Ho un ricordo di molto freddo, un freddo tremendo, me lo porto ancora adesso addosso, non mi andrà più via. Si è parlato poco, pochissimo, quasi nulla per anni a casa di Magda e Maida, alle quali chiediamo: da quando avete iniziato a raccontare quello che è stato per voi e i vostri genitori l'esodo dall'Istria? Poco tempo, da poco tempo. Diciamo da quando è stato sdoganato il fatto che essere, non del tutto, essere istriano era quasi una colpa. Ma chi vuol ricordare la miseria, la tristezza, la triste? È giusto raccontarlo oggi? Sì, mai più che mai. Sarebbe stato giusto raccontarlo subito. Ed è con gentilezza e pazienza che per noi tornano indietro nel tempo, quando piccolissime sono arrivate nel campo profughi di Opicina. Tra i ricordi qualche momento lieve, come quando gli americani regalavano abiti e giocattoli. Mia mamma, pur essendo molto povera, accettava questa condizione e insegnava a noi di accettare tutto quello che ci veniva dato dagli americani. Noi sceglievamo i giocattoli, sceglievamo le scarpette, cioè in queste piccole cose lei trovava la forza di tirare avanti. A 8 anni, Piccine e Sole vengono mandate in colonia a Roma. Le scuole c'erano anche, guarda, veramente anche i maestri, c'era tutto anche un buon supporto dietro, però tu vivevi in strada, non puoi tenere una bambina in strada. Livio Dorigo ci invita nel suo studio fatto di migliaia di libri che parlano di Istria e non solo, veterinario in pensione, una vita trascorsa tra Roma, Perugia, Varese, Cremona e ora Trieste. Ha lasciato Pola a 17 anni nel 1947, ricorda bene i bombardamenti, le occupazioni nella sua terra e quella scelta di andar via. Io ho visto mio padre e ho sofferto per lui, perché ho visto quando, piccolo imprenditore, orgoglioso di quello che aveva fatto, e alla mattina di una giornata di febbraio abbiamo abbandonato la città e la casa e voleva chiudere il portone di casa con le chiavi. E poi ha fatto così con la mano e con questo gesto ha buttato via tutto il suo passato, ecco. Ha 88 anni Livio, ma guarda poco indietro e da tempo ha scelto di restituire il buono che ha ricevuto. Impegnato socialmente da sempre, è presidente del Circolo d'Istria. La storia si è riversata in modo crudele su questi terreni, quindi ha diviso, però quel poco che ho potuto fare ho visto che ha dato i suoi risultati positivi. E l'obiettivo qual è? Di lavorare assieme, costruire un futuro per le nuove generazioni, e la storia la conoscono come storia, come risultato scientifico di una ricerca, ma non preda di una memorialistica che molte volte distrugge. Ecco, siamo in Europa e dobbiamo lavorare perché i giovani diventino cittadini europei. Stiamo assistendo a un potenziale nuovo disastro proprio alle porte dell'Unione Europea. Astravez è 2 volte più vicina di Chernobyl a Berlino, Varsavia, Bruxelles. Non usa mezzi termini Darius De Gutis, ambasciatore speciale per la questione della centrale nucleare di Astravez. La Lituania ha paura e con il paese baltico, l'Europa intera. L'installazione, in fase ormai di completamento, sorge infatti sì in Bielorussia, ma a un tiro di schioppo dal confine lituano e appena 40 km da Vilnius, la sua capitale. È così vicina che nelle giornate di sereno, dalla giusta altezza, la si può persino scorgere all'orizzonte, dal centro della città.
ma quella centrale nucleare, 2 reattori entro il 2020, poi forse altri 2, lì non dovrebbe proprio esserci. Dopo il disastro di Fukushima, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha disposto di non costruire da nessuna parte nel mondo nuove centrali nucleari se nel raggio di 100 km esistono grosse concentrazioni di popolazione. E nel giro di 100 km da Astravets vivono più di 1 milione di persone, compresi i 600.000 abitanti di Vilnius. Minsk, la capitale della Bielorussia, è più lontana. E poi c'è la questione sismica. I stessi scienziati russi nel 2007 hanno analizzato l'attività sismica dell'area e hanno fatto una previsione. Prima o poi, proprio qui, ci sarà un terremoto. Rosatom, però, la società pubblica russa che sta costruendo la centrale, va avanti, incurante delle pressioni europee. La realtà è che la Russia, con la sua agenzia Rosatom, sta facendo tutto e la Bielorussia non può mettere parola nel progetto perché tutti i soldi, 10 miliardi di euro, arrivano dalla Russia. Secondo le autorità di Vilnius, tutto il progetto è un tentativo di Mosca di vendere elettricità alla Lituania, che ne ha bisogno dopo la chiusura della propria centrale nucleare di Ignalina. Un modo per mantenere il paese baltico dipendente dalla Russia. La rete elettrica lituana è infatti ancora parte di quella ex sovietica. Ancora una volta si parla di geopolitica dell'energia. L'interruttore che controlla l'elettricità di questa telecamera, di questa stanza, di tutto in Lituania, si trova in Bielorussia. Se volessero spegnere tutto, potrebbero farlo. Se non lo hanno ancora fatto, aggiunge De Gutis, è per via di Kaliningrad, l'exclave russa sul Baltico che resterebbe anch'essa al buio. Mosca sta lavorando per bypassare i paesi baltici, come ha già fatto per il gas con il Nord Stream. Vilnius sta correndo ai ripari con un progetto per staccarsi dalla griglia elettrica russa entro il 2025. È una corsa contro il tempo, dice il ministro lituano per l'energia, Žygimantas Vaičiūnas. Questa è l'eredità dell'occupazione sovietica, averci lasciato senza la libertà di gestire le nostre reti. Tutto era controllato da Mosca e a decenni di distanza stiamo ancora lavorando per liberarcene. Abbiamo un piano preciso per sganciarci dalla rete elettrica russa, abbiamo già cominciato ad allacciarci a quella polacca quest'anno. Si tratta di un progetto non solo di interesse lituano, ma di tutti i paesi d'Europa, anche dell'Italia, sincronizzare la nostra rete energetica con quella europea. Così anche l'ultimo ostacolo verso la totale indipendenza della Lituania dall'ex URSS sarà abbattuto. Tutto è cominciato con la mancata ammissione nella NATO. Nel 2008 la Macedonia stava per farcela, ma al summit dell'Alleanza Atlantica la Grecia pose il veto perché non accettava uno Stato con quel nome. Il governo di Skopje, allora dominato dal partito di destra VMRO, decise dunque di prendersi la rivalsa su Atene costruendo un'identità nazionale basata su Alessandro il Macedone e lanciando il progetto Skopje 2014, la costruzione in 4 anni di 20 palazzi e 40 monumenti in stile neoclassico dedicati al grande condottiero del 300 a.C. Nation building. C'è stato un processo di ridefinizione culturale nazionale con la creazione di una narrativa su un'identità basata sull'antico regno di Macedonia e la figura di Alessandro Magno. Questa narrativa non era presente nella popolazione fino al progetto Skopje 2014. Prima si parlava di Macedonia come paese di tradizione slava, di migrazioni, che ha ereditato il nome dal territorio, un'identità che era trasmessa attraverso generazioni e non imposta. Il progetto prevedeva una spesa di 80 milioni di euro. Adesso, pur non essendo terminato, la stima delle spese è di 670 milioni di euro. Da subito gruppi di giovani macedoni hanno protestato contro la ricostruzione della città, per l'eccesso di spesa ma soprattutto per come veniva realizzata. Costruzioni erette in pochi mesi con materiale di pessima qualità, una pletora di monumenti che sembrano di cartapesta e soprattutto palazzi ricoperti solo esternamente con pannelli simili al polistirolo che disegnano una sorta di villaggio Potionkin, reale solo per l'osservatore distratto.
Cosa ne penso di Skopje 2014? Dovreste chiedere a Elisabetta Cancesca, che era esponente del nostro partito, il VMRO. È stata ministro della cultura per 10 anni e ha costruito questo progetto, ma adesso ha votato insieme ai socialdemocratici per il cambiamento di nome e guarda caso il Partito Socialdemocratico ha smesso di criticare pesantemente Skopje 2014 come aveva sempre fatto. Improvvisamente questo progetto da controverso è diventato un tabù. Skopje 2014 è stato il cavallo di battaglia di Gruevski, l'ex primo ministro coinvolto in uno scandalo di intercettazioni da cui è emerso un sistema di spionaggio illegale da parte dei servizi segreti. Rifugiatosi in Ungheria dall'amico Orban, Gruevski ha dichiarato in questi giorni di essere scappato perché è certo che sarebbe stato ucciso in carcere. E i suoi compagni di partito gridano ancora l'identità tradita davanti a un palazzo del governo ricoperto integralmente da Skopje 2014. Il nostro sistema di sicurezza in 11 anni di regime di Gruevski è diventato un potere autonomo, completamente scollato dalla popolazione. Poche persone controllano tutto e si infiltrano ovunque. Ci vorrà molto tempo per riformare questo sistema. Comunque sono sicura che le investigazioni chiariranno tutto. Un sistema difficile da smantellare, così come le impalcature che continuano ad aggrapparsi ai palazzi, perché non è facile per il nuovo governo interrompere la macchina di Skopje 2014 senza perdere i soldi investiti. E così la città continua a spogliarsi della sua architettura brutalista e a riempirsi di archi di trionfo, ponticelli adornati da statue scolpite a Firenze e pannelli di plastica che rischiano di durare meno del tempo in cui sono stati costruiti. What ultimately happened in Kosovo was something that was quite arguably simply a crime that was waiting to happen. Un crimine che aspettava di accadere. Le parole di Geoffrey Nice, rappresentante dell'accusa nel processo al Tribunale Penale Internazionale all'Aia, introducono il visitatore al racconto del processo contro i vertici militari serbi e albanesi accusati dei delitti compiuti durante e subito dopo il conflitto del Kosovo. Il procuratore fa riferimento alle tensioni covate sin dagli anni '80, con la revoca dell'autonomia a quella che era allora una provincia della Jugoslavia e le politiche del governo centrale contro la popolazione a maggioranza albanese e che 10 anni dopo sfociarono nel conflitto tra l'esercito jugoslavo e la polizia serba e l'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo. Guerra che provocò 13.548 morti, 10.820 albanesi, 2.199 serbi, secondo i dati in continuo aggiornamento raccolti per il progetto Kosovo Memory Book. Il racconto del procedimento in Olanda è mostrato nella sede del Kosovo Documentation Center, il centro di raccolta di informazioni sulla guerra a Pristina. Un progetto che ha trovato sede nel palazzo della biblioteca comunale della capitale del giovane stato balcanico, indipendente da 10 anni ma che la Serbia considera ancora una propria provincia. Lo promuove l'Humanitarian Law Center, organizzazione non governativa nata a Belgrado nel 1992 e che da alcuni anni ha una ramificazione in Kosovo. È un centro di informazione su cosa è accaduto durante il conflitto in Kosovo. Ai visitatori mostriamo documenti e video provenienti da diverse fonti. Organizziamo anche incontri e conferenze. Inoltre possono avere accesso ai nostri database e chiederci informazioni più dettagliate. Informazioni più dettagliate ad esempio sui nomi delle vittime, perché tra i progetti promossi dall'Humanitarian Law Center, quello ritenuto il più importante è il Kosovo Memory Book. È una lista, pubblicata anche in forma di libro e disponibile anche online, che raccoglie i nomi di tutte le vittime della guerra. Il progetto è nato nel 1999, subito dopo la fine della guerra. La nostra idea era di documentare il numero esatto delle perdite, delle persone uccise e scomparse. Negli anni abbiamo realizzato interviste ai familiari delle vittime e dei sopravvissuti e raccolto documenti provenienti da tribunali, istituzioni locali e internazionali e varie organizzazioni. Tutto ciò che è stato raccolto è stato inserito in un database. È stato un lavoro molto difficile. Il punto di forza del progetto è stato il fatto di essere promosso da 2 organizzazioni, una con sede in Kosovo e l'altra in Serbia. Abbiamo esaminato migliaia e migliaia di pagine e abbiamo verificato ogni singola informazione sulle vittime. Ci furono anche 2 italiani.
l'operaio biellese Francesco Bider, arruolatosi nell'UCK, e l'italo montenegrino Mario Riso, soldato dell'esercito jugoslavo. 754 furono i morti per i bombardamenti della NATO in Serbia, Montenegro e nello stesso Kosovo. Bombardamenti che cominciarono il 24 marzo 1999 e si conclusero il 9 giugno dello stesso anno. I giudici dell'Aia stabilirono l'uso indiscriminato della forza, le deportazioni e le uccisioni di massa delle armate jugoslave e serbe e i crimini compiuti dall'UCK contro i serbi e gli albanesi e i rom, considerati collaborazionisti di Belgrado.